Allora Andrea Stella, siamo riusciti dopo un lungo inseguimento ieri a catturarlo, ricordiamo che lui sei in catamarano, giusto? Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno, dove e a che altezza? Perché ieri abbiamo cercato per un'ora di contattarti ma purtroppo non eri raggiungibile, adesso invece dove sei? Allora, abbiamo lasciato da circa mezz'ora Giulianova, che è stata nostra tappa ieri, e ci stiamo dirigendo verso Pescara. Allora io vorrei che tu, così vediamo alcune immagini del servizio andando in onda nel telegiornale, qui compare Thomas Panto, raccontassi un po' per chi non ti avesse visto quei giorni in televisione, quando eri qui mio ospite la mattina, con il presidente Muraro che sta viaggiando con Thomas Panto per venire ad Ancona, dove vi incontrerete, dico giusto? Sì, noi arriveremo a Pescara insieme al presidente Muraro e a Thomas Panto, consegneremo questo importante riconoscimento economico della provincia di Treviso che è stato raccolto per i terremotati del paese di Ocre. E poi c'è questo bel progetto di permettere ai ragazzi disabili che non hanno avuto, sembra paradossale dirlo nel tuo caso perché vivi in sedia a rotelle, lo stiamo vedendo le immagini, che non hanno avuto la tua fortuna di fare questa esperienza di una breve vita in barca su questo catamarano che le immagini stanno facendo vedere. Benissimo. Sì, lo Spirito di Stella è il primo catamarano al mondo completamente accessibile, cioè privo di barriere architettoniche. L'ho costruito con il cantiere dopo il mio incidente, io sono in carrozzina perché mi hanno sparato in viaggio di laurea vicino a Miami, a Fort Lauderdale, e ho costruito questo catamarano e ho detto ma se si può fare una barca per tutti, che non si può fare una città dove una persona su una sedia a rotelle si muove veramente, dove una mamma con un passeggino ha una vita più facile, dove una persona anziana sta meglio. E ho pensato che questa barca mi aveva fatto del bene, era stata riabilitativa, mi aveva permesso di superare dei miei limiti anche mentali e poi di fare anche tante altre cose. E ho pensato che potesse fare del bene a delle altre persone e per questo c'è questa iniziativa Spirito Libero, che è appoggiata anche dalla Fondazione Panto, che permette a 700 persone quest'anno disabili e i loro accompagnatori di vivere una giornata di mare. 6 tappe, Taranto, Augusta in Sicilia, adesso Pescara, Rimini ad agosto, Jesolo a settembre, Trieste a ottobre. Allora, noi abbiamo qui in studio con noi, Andrea, Giovanni Gallo, che è il presidente del gruppo del Partito Democratico in Regione Veneto. Gallo, sua disabilità e le difficoltà, perché appunto Andrea Stella ha fatto questo catamarano per tutti, certo. E sta pensando anche a case, dico bene Andrea, che siano abitabili in maniera normale anche per chi ha dei problemi di movimento, di muoversi nella casa, corretto? Sì, come associazione stiamo per cominciare a costruire nel comune di Bassano del Grappa 3 abitazioni completamente accessibili, completamente poi ecocompatibili e ecosostenibili, perché io sono convinto che si possa fare un'edilizia unica che va bene per tutti, non un'edilizia speciale per i disabili e un'edilizia normale. E queste case le costruiamo come associazione per 30 anni in convenzione con la ULSS, le daremo in uso gratuito, temporaneo, a persone che escono da situazioni tipo l'unità spinale di Vicenza, cioè hanno subito un incidente, la loro vita si modifica da un punto di vista biologico, quindi avranno una riduzione di mobilità, devono rientrare a casa loro non è accessibile e piuttosto che passare 6 mesi, un anno in una situazione di grave difficoltà, queste case possono ospitarli, possono capire come sistemare casa propria e quindi possono copiare questo modello. Gallo, cosa ne pensi? Ma intanto un saluto ad Andrea Stella, un grande apprezzamento anche perché lui dimostra insomma, che ha una grande voglia di vivere, di essere comunque una persona che si impegna anche in progetti che riguardano l'intera comunità. Ecco, in Consiglio regionale noi abbiamo un collega che è nella condizione di Stella, Cordelazzo. Devo dire che l'impegno nostro per aiutare le persone disabili credo debba essere al centro del nostro lavoro, ecco, perché dobbiamo consentire che siano inserite all'interno della società come tutte le altre persone, quindi eliminare le barriere architettoniche, favorire anche un'edilizia che consenta anche a queste persone di essere alla pari delle altre, credo che sia un impegno importante. Andrea, qual è stata secondo te, al di là che appunto ci sia questo incontro con
il presidente Muraro grazie alla mediazione in senso buono della Fondazione Giorgio Panto. Qual è stato il tuo rapporto, la tua sensazione con il mondo della politica rispetto ai problemi della disabilità? Ma io credo che innanzitutto ho detto che diverse cose negli ultimi anni sono state fatte. Io sono disabile da 9 anni e vedo che ci sono dei miglioramenti. Però a volte noto che le leggi sono disapplicate oppure se fatte diventano talmente complesse ma spesso non tengono conto delle reali esigenze, per cui magari si tende a creare delle sovrastrutture, dei bagni molto complessi che poi in realtà non hanno una ragione d'essere, questi water enormi piuttosto che... Per cui io credo che la politica si stia muovendo, però se chiedesse più consiglio a chi poi vive la situazione, forse la legge sarebbe magari più semplice da applicare e poi si potrebbe applicare di più perché c'è anche un grosso problema di non applicazione.